Alziamo un po' lo sguardo, andiamo a vedere il diritto della famiglia e la famiglia in Europa e nella storia, e lo facciamo con Laura Combatto. Grazie a te Alessia, grazie a tutti per questa serata. Abbiamo deciso, come avete capito, di dividerci un po' i compiti, anche perché avendo qua Monica che ha vissuto questa esperienza, insomma poi ci racconterai anche Monica quanto abbiamo, ma lei direttamente ha lavorato su questo tema e quanto speravamo di riuscire a fare presto, tanto è vero che se vi ricordate questo appuntamento l'avevamo fissato per il 12 di febbraio, pensando che già tutto fosse ampiamente concluso. Tanto era che ne parlavamo, tanto era la certezza di riuscire a portare a casa una legge così attesa, invece come vedete siamo ancora in corsa, nel senso che il Senato l'ha approvata. Io devo fare 2 volte outing stasera, la prima dicendo che l'abbiamo approvata con un voto di fiducia al Senato. Voi sapete che in questa legislatura in particolare, ma in realtà nelle ultime è capitato spesso di rivedere questo sistema, diciamo, meno democratico di altri. Ci piace di più ai parlamentari, naturalmente, che dopo la discussione ci sia la possibilità della verifica attraverso gli emendamenti di una maggioranza e ci sia quindi un voto complessivo alla legge che si va ad approvare, frutto del lavoro del Parlamento e quindi nel nostro caso del Senato. Abbiamo avuto 73, 74, non ricordo più quante, voti di fiducia, però devo dire che questo è in assoluto il voto di fiducia che ho dato più volentieri di tutti gli altri. L'ho dato senza timori, l'ho dato senza preoccupazioni, l'ho dato senza sensi di colpa, perché è vero, tanti ci hanno chiesto, ci hanno detto, ma insomma potevate sopportare di star lì la notte, il giorno, discutere ancora. In fondo avevamo fatto, Monica se le ha sorbite tutte, 70 commissioni, guardate, 70 commissioni sono mesi di commissione, insomma qui abbiamo dei parlamentari che sanno bene che cosa sto parlando. Senza votare un emendamento e un articolo. Siamo andati in aula senza relatore, allo scoperto, al buio si chiama. Credo sia successo ben poche volte nella storia di questi 70 anni di Repubblica. E poi siamo andati in aula e abbiamo per l'appunto discusso per 3 settimane senza approdare ad alcunché, perché c'era un pezzo di Parlamento che, contrariamente a quanto avvenuto normalmente, perché la maggioranza e la minoranza esistono e devono esistere, svolgono un ruolo fondamentale, ma quando la minoranza non intende semplicemente confutare il tuo pensiero attraverso degli emendamenti, attraverso una discussione, ma intende impedirti il voto, non far votare, non votare diversamente, ma non far votare, accade ciò che è accaduto con questa legge. E quindi 3 settimane sono trascorse senza che nulla, né un emendamento né un articolo, fossimo in grado di votare. Poi è accaduto quello che sapete, il ritiro sostanzialmente dal famoso canguro di Marcucci del 5 Stelle e quindi la possibilità, senza che però Grasso specificasse come, per tempo, la possibilità di andare a votare con voti segreti che avrebbero messo in pista, spiegava bene Monica, l'ipotesi per esempio di approvare l'articolo 2 e poi di ritrovarci con l'articolo 3, 4, che venivano stravolti e quindi emanare una legge di fatto nulla. Perché i veti sotterranei, i rancori sotterranei, gli aspetti politici sotterranei, senza maggioranza, senza relatore, non ci davano nessuna possibilità seria, convinta di riuscire. E il governo ha fatto una cosa stupenda, ha detto o si vota sta legge o andiamo a casa. Questa è la fiducia. Per questo è stato un atto di grande coraggio, perché il maxi emendamento, cioè l'emendamento che ha recepito, per così dire, tutta una serie di aspetti che sono usciti anche di mediazione, ha portato poi comunque al voto su quel maxi emendamento mettendoci tutti la sedia.
Quindi è stato un atto di grande coraggio. Ecco, volevo spiegarlo prima di iniziare, perché quando parliamo di questo, poi la vostra numerosità stasera lo conferma, no? Di questo tema, dobbiamo dirci il vero, dobbiamo dirci quello che diceva molto giustamente prima Edoardo Savarese, e cioè che il paese aveva e ancora un pezzo del paese che è timoroso, che non è pronto. E faccio il secondo outing stasera. Io fino a pochi anni fa appartenevo a quelle categorie che io considero progressiste, sono sempre stata progressista, però mi ero convinta, come dire, di avere una mente particolarmente evoluta, libera, no? Capace di capire le ragioni degli altri. Poi un bel giorno mi sono scoperta, proprio guardandomi dentro, a pensare che che mi trovavo nella stessa situazione di coloro che ti dicono: ma io non sono razzista, però io non sono razzista, ma io non sono razzista, però sai, non vorrei che mia figlia si sposasse con un nero, no? E io mi sono scoperta a dire: beh, io non sono omofoba, però certo che sono strani questi, no? E quindi io ho dovuto decostruire me stessa, perché io sono nata non 20 anni o 30 anni fa, non si dice quanti, ma molti di più. E questo ha implicato che tu ti nutri della cultura del paese, della provincia di Treviso, sei nata lì, ti hanno spiegato quello, quella è la tua istruzione, la tua scuola, quella è la società permeata di perbenismi, anche noi parliamo sempre dei nostri valori, ma anche dei nostri disvalori. Approfondiamo poco, tendiamo a stare in superficie, c'è molta ipocrisia, non se ne parla. E quindi ho dovuto imparare a capire, ho dovuto decostruire la mia struttura mentale. E guardate, questo è uscito in un sondaggio recentissimo, di cui vi voglio solo accennare, in cui si vede chiaramente questo. Se voi, non so se qualcuno l'ha visto, sono stato pubblicato nei giornali, a un certo punto gli under 35 in questo paese sono pronti, sia per i matrimoni omosessuali e sia per la stepchild adoption. Gli over 65 no. Accettano la convivenza, l'unione civile, la maggioranza, per i matrimoni omosessuali non ci sono, per la stepchild adoption non ci sono per niente. Che cosa significa questo? Che ciascuno è frutto del suo tempo e che quello che non hai registrato, vissuto, usato nella tua epoca, per te è ancora un tabù. Per te è ancora qualcosa che, come dire, devi andare a rimettere in pista, cominciando da te stesso. E quindi sono arrivata alla conclusione, per l'appunto diceva prima Alessia, che me l'ha ricordato, che nel 2012, in effetti, avendo fatto questa decostruzione, questa acquisizione delle ragioni degli altri, vera, autentica, ero arrivata al punto di capire perfettamente perché si dovesse correre ai ripari in fretta e promettere e garantire diritti che non c'erano. E allora andiamo a vedere che cosa è successo in breve in Europa e in Italia. E questo è molto emblematico. Allora andiamo a vedere questa cartina innanzitutto. Noi vediamo che il matrimonio ce l'hanno in 13 paesi europei, riusciamo a identificarli, sono tutti quelli occidentali sostanzialmente. Voi sapete che l'ultimo ad aver scelto di fare questo è la cattolicissima Irlanda, che lo ha deciso per referendum. È possibile che non sia finita la nostra storia e che riescano a raccogliere le firme sufficienti a garantire un referendum. Su questo dobbiamo prepararci. Io credo che sarà naturale che il Paese decida. L'Irlanda è passata appunto al matrimonio egualitario proprio recentemente. Le unioni civili, lo vediamo, l'Italia ancora non c'è, perché la legge, ritorno a dire, non è approvata al Senato, ed è il Senato che ci ha creato il problema, perché nel Senato non abbiamo una maggioranza, ce l'avevamo ancora meno in questa situazione, perché tutto il centrodestra
era contrario e quindi contavamo sulla stampella dei 5 Stelle che poi non c'è più stata. Bene, adesso noi abbiamo una situazione tale per cui 22 paesi, se consideriamo assodata l'Italia, su 28 comunque hanno o una legge sulle unioni civili oppure una legge sui matrimoni egualitari. Non so se tutti riescono a vedere, ci sono però delle evoluzioni. In molti casi si è partiti dall'unione civile, poi si è andato a rettificare questa norma inserendo il matrimonio. È il caso per esempio del Belgio, è il caso del Benelux in generale, quindi di tutti e 3 i paesi dei Paesi Bassi. C'è stato il caso della Spagna, la quale, primo paese per così dire dell'area mediterranea, nel 2005 con Zapatero ha immediatamente attivato il matrimonio egualitario. Ecco, tanto per capirvi, tanto per farci capire, per comprendere tutti quello che prima vi stavo dicendo, cioè l'importanza di viverle le cose per poi concepirle normali, naturali, per poi condividerle. Giustamente mi faceva notare, in questi mesi abbiamo ricevuto tutti, penso che Monica avrà avuto intasata la mail, no? Abbiamo ricevuto molte lettere, molto belle, davvero molto belle, e una di queste era un italiano, un ragazzo italiano che abita in Spagna da molti anni e mi ha fatto riflettere perché mi ha detto: ma lei chieda ai suoi colleghi la ragione per cui la cattolicissima Spagna ha deciso nel 2005, con quel pazzo di Zapatero, di inserire immediatamente i matrimoni egualitari, ma dal 2005 sono passati 10 anni, dice, no? Lei si chiede a tutti i governi che sono passati, di destra e di sinistra, di centro e di destra, come mai nessuno ha mai pensato di tornare indietro? C'era l'opportunità, no? Potevano farlo, almeno un passetto indietro. Scegliere le unioni civili. Nessuno ha mai pensato di presentare una legge in questo senso, di farla approvare in Parlamento. Evidentemente è un problema di crescita civile. Resta il blocco dell'Est, lo sappiamo. Andiamo avanti. Che cosa ha fatto l'Europa su questo? E questa, guardate, è un'altra curiosità, chiamo così. L'Europa, a partire dal 1981, cioè la bellezza di 35 anni fa, ha approvato pressoché all'unanimità, guardate, quasi tutte le raccomandazioni, le risoluzioni, gli indirizzi sono stati approvati dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo all'unanimità. Su questo tema l'Europa è stata compatta nel corso di questi anni. Non ci sono state differenze determinate da fattori politici o da fattori, diciamo, di origine culturale. Per esempio, il primo atto è il 924 del 1 ottobre 1981, inizio da prima del Trattato di Amsterdam. È una raccomandazione, vi dicevo, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che invitava i membri dell'Europa a decriminalizzare gli omosessuali, perché in alcuni paesi vi era anche il reato di omosessualità, di provvedere alla distruzione degli elenchi in cui fossero registrati i nomi delle persone omosessuali, di promuovere la parità di trattamento nel mercato del lavoro, poi vediamo che cosa si è verificato, di impegnarsi a far cessare i trattamenti medici, fa venire un po' di brividi sulla schiena a leggere queste robe, e le ricerche volte a modificare l'orientamento sessuale. Si pensava fosse solo un fattore correggibile dal punto di vista chimico o quant'altro. Di vigilare naturalmente su rischio stupri, violenza e quant'altro. E siamo nel 1981. Arriviamo al Trattato di Amsterdam, ce ne sono stati anche altre risoluzioni, una dell'8 febbraio del 94, per esempio porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali, una risoluzione, ovvero l'istituto giuridico equivalente, che è quello che hanno scelto 7 paesi in Europa, come vedete, garantendo pienamente vantaggi e diritti matrimoniali e registrandone le unioni. Il Trattato di Amsterdam del 1997 dice al Parlamento:
Voi prendete i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenza sessuale. Dopodiché passiamo alla risoluzione del 13 marzo 2012 in cui si rammarica l'Europa, vedete i passaggi, dell'adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di famiglia, con lo scopo di negare la tutela giuridica alle nuove famiglie emergenti, quelle omosessuali. Questo è un passaggio importante, è quello che è stato approvato recentemente, in cui si invitano gli Stati membri ad unificare gli atti di Stato civile nell'ambito europeo. Cioè sostanzialmente l'Europa dice adesso è giunto il momento in cui tutta Europa procede in maniera, diciamo, amministrativa e di registrazione identica da Stato a Stato. L'ultimo passaggio riguarda l'Italia, è una condanna, quella del 21 luglio 2015, per aver superato i limiti di tempo accettabili nell'ottemperare all'obbligo di prevedere forme di tutela per le unioni dei cittadini dello stesso sesso, violando la Convenzione europea sui diritti umani. Questa è un'accusa pesante che l'Italia si è tenuta fino a oggi per non aver adempiuto alle raccomandazioni, agli indirizzi e alle direttive dell'Unione Europea. E che cosa è avvenuto invece nel nostro paese? E questo è ancora più strano, guardate. Il nostro è veramente un paese strano, perché dall'Unità d'Italia del 1860 noi siamo tra i paesi europei, non così numerosi, che non hanno mai avuto il reato di omosessualità. Non c'è mai stato. Ovvero, era previsto, possibile, praticare l'omosessualità purché nell'ambito privato, senza riconoscimenti pubblici di diritti espliciti. Ma non era reato, non lo è mai stato. C'è stata però una differenza nell'ambito italiano. Quando il Regno di Sardegna unificò l'Italia, 2 stati ancora lo mantenevano e quindi è capitato che per pochi anni fosse reato a Milano ma non lo fosse a Napoli, eravamo un po' bizzarri anche allora e quindi capitava che, come dire, venissero ad esserci leggi diverse in zone diverse, ma col codice Zanardelli appunto si pose fine a questa diversità e si allargò il diritto a tutta Italia, nessuna regione esclusa. Il fascismo non promulgò leggi contro l'omosessualità, il codice Rocco non lo prevede nel 1930, anche se non impedì il fascismo, naturalmente, come è noto, di punire gli omosessuali maschi con il confino. E poi arriviamo negli anni 2000. C'è una legge, una disposizione europea, la direttiva 78 del 2000, che obbligava l'Italia a togliere le discriminazioni sul lavoro. Noi siamo riusciti in un capolavoro. Abbiamo recepito nel 2003 questa norma antidiscriminazione sul lavoro, facendo una cosa pazzesca, leggerlo tutto è troppo lungo, non ve lo leggo, ma sostanzialmente si dice: non deve costituire atto di discriminazione ai sensi dell'attività lavorativa l'orientamento sessuale di una persona, salvo che per la natura dell'attività lavorativa, per il contesto in cui viene espletata, vengano richieste caratteristiche tali per cui questo risulti uno dei requisiti analizzabili nell'ambito dell'assunzione. In buona sostanza venivano non esplicitamente ma teoricamente esclusi gli omosessuali dall'esercizio nell'ambito delle forze armate, dei servizi di polizia penitenziario e di pronto soccorso. Naturalmente abbiamo dovuto correre ai ripari perché questa era una norma peggiore persino dell'esistente, per cui nel 2008
abbiamo dovuto emendare questo passaggio e toglierlo di mezzo. Va detto, anche a titolo di appunto storico, di curiosità storica, che ci sono state diverse occasioni, dal 47 al 2000 e oltre, c'è sempre stato qualcuno, insomma, di così originale che avrebbe voluto introdurre il reato di omosessualità. C'è stato. Ma la Democrazia Cristiana si è sempre opposta, va detto con molta determinazione, e su questo non ha mai ceduto. Andiamo avanti. 86, cominciamo anche a vedere l'inverso. Dal silenzio dell'ipocrisia cominciamo a vedere emergere il desiderio di un sincero riconoscimento di una esigenza personale e familiare. E quindi cominciano ad essere presentati progetti di legge a partire dall'86 con Emilia Salvato, l'88 con la Cappiello, decine sono i tentativi negli anni 90 e 2000, ricorderete tutti i PAC, ricorderete i DICO, che purtroppo ha prodotto un risultato che peraltro era considerato inaccettabile anche dalle coppie omosessuali. C'è stata anche una proposta dei ministri Brunetta e Rotondi, i famosi DIDORE, diritti, doveri reciproci, disciplinare le convivenze sostanzialmente. Quindi che cosa vi dico? Arriva il disegno di legge, prima firmataria Monica, ma dietro ci siamo davvero in tanti, quanti siamo? 70 senatori. 70 solo del PD. Solo del PD che hanno sottoscritto, e lo andiamo a presentare al Senato della Repubblica. Ma anche qui andiamo avanti. Nel frattempo, dove non si muove la politica, si muove la magistratura, è noto, no? E abbiamo sentenze. Cominciamo ad avere una sentenza della Corte Costituzionale, la 138 del 2010, che proprio citando l'articolo 2 della Costituzione dice: ogni forma di comunità semplice o complessa deve essere considerata in tale formula la nozione unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia, ottenendo nei tempi e nei modi stabiliti il riconoscimento giuridico dei connessi diritti e doveri. Nella stessa sentenza vi è un invito a modificare l'articolo 29 della Costituzione, che ancora non abbiamo fatto. C'è una successiva sentenza, ma questa della Corte di Cassazione del 2012, la quale è intervenuta su richiesta di una coppia omosessuale perché intendeva sollecitare il Parlamento affinché vi fosse trattamento omogeneo per tutte le coppie coniugate con un diritto familiare da considerare generalizzato. Ancora la Corte Costituzionale nel 2014 di nuovo richiama l'articolo 2, di nuovo richiama il Parlamento a legiferare. Rileva anche una incostituzionalità, cioè la legge 164 del 1982, che prevedeva l'automatica cessazione del matrimonio nel caso che uno dei due coniugi cambiasse sesso. Ci sono poi la Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato la trascrizione della minore, della propria madre, all'interno di una coppia lesbica. A febbraio del 2016, recentemente, l'adozione incrociata delle due bambine per il caso che ha avuto così rilievo a livello nazionale. Quindi il tema, ecco perché vi dicevo prima, è stato un tema terribilmente, considerato ad alto rischio, in cui veramente abbiamo visto l'inimmaginabile. Mai avrei immaginato che certo qualcuno votasse contro, qualcuno si astenesse, qualcun altro anche si mettesse a fare qualche sceneggiata in Senato, è abbastanza normale, succede quasi quotidianamente. Ma non avrei mai immaginato che l'ostracismo potesse essere ancora così forte, non alla luce di tutti questi passaggi che il nostro Paese ha fatto, che l'Unione Europea ha fatto, di tutte le raccomandazioni, di tutte le volontà esplicite a togliere di mezzo una discriminazione così feroce, così pesante, così inaudita e inaccettabile.
Per cui noi abbiamo comunque l'orgoglio, anche se non è il risultato che avremmo voluto, stasera di dire che l'Italia è uscita dalla zona grigia dell'Europa, è entrata nella zona per il momento azzurra ed è entrata comunque con la volontà di procedere su questo cammino che è solo all'inizio e che è il lungo cammino dei diritti civili in questo Paese. Grazie. Grazie a Laura Rubato per questo excursus storico e geografico molto appassionato.